Presidente giuria abbiamo Silvia Chizio, un bel applauso, che si sta alzando, eccola lì, finalista di qualche anno fa di Miss Italia. Silvia, che è presidente giuria di questa sera, di questa prima tappa Veneto Miss Reginetta d'Italia, darà un coupon omaggio, sceglierà lei la ragazza, al di là che sia tra le prime 3 o tra le altre, che sono appunto 15 questa sera che vedete sfilare, e darà un coupon omaggio per un corso di portamento che inizierà lei stessa a gennaio. Avremo modo comunque di parlarne con lei dopo. Altro applauso, che tra le altre cose io ci tenevo a... finalmente ho esaudito un mio desiderio, un mio sogno. La giuria è formata da tutte donne, sono tutte donne, perché a parer mio le donne sono un po' più obiettive, dai, di noi maschietti. Quindi abbiamo 8 stupende ragazze, 7 mi sembra anzi, che sono in giuria. Le ringraziamo, oltre a Silvia Chizio, Erika Jackson, presentatrice, fotomodella, modella, professionista e di tutto e di più, ed è anche Miss Over Fashion. Diana Barbin, anche lei fotomodella, mamma di una bellissima bambina di 10 anni, ma Diana ha 10 anni il tuo figlio? 9? 9? Inna Sumariuk, che è uno dei nostri collaboratrici per quanto riguarda la giuria popolare. Sempre per la giuria popolare abbiamo Roberta Zerbetto di Abiti da Sposa. Roberta. Invece ancora per la giuria tecnica, come le prime 3 che ho nominato prima, c'è Antonella Cozza, ormai con noi da sempre nelle nostre tappe, make-up artist, lavora e collabora con la RAI e la Fenice, Teatro La Fenice di Venezia. Paola Furlan, consulente dermocosmetica. Quindi vedete, sono tutte donne, sono queste donne che voteranno le nostre 15 ragazze. Cosa succederà questa sera, questa prima tappa? Succederà che le prime 3 andranno in finale regionale, saranno fasciate a termine delle 2 sfilate, perché in realtà le sfilate di passerella saranno 3. La prima in gioielli, attenzione alla giuria, mi raccomando di stare attenti a quello che dico, anche se ve l'ho detto prima uscita in gioielli che non è da votare, mentre la seconda in elegante è un'uscita da votazione, la terza in costume da bagno è un'uscita da votazione, e poi abbiamo una sorpresa finale, va bene? Allora ribadisco, le prime 3 andranno in finale regionale a fine agosto, probabilmente anche una quarta, questo dipenderà da Silvia Chizio se vorrà dare il coupon omaggio per il corso di portamento, perché sceglierà lei, può essere tra le prime 3 o può essere dalle altre ragazze. Quindi se la ragazza che sceglierà non sarà tra le prime 3, comunque anche questa ragazza avrà diritto ad avere poi più avanti una fascia e a partecipare alla finale regionale Veneto del Miss Reginetta d'Italia a fine agosto. Ringraziamo i fotografi presenti, che sono Fabio Gottardo, Gianni Ceroni, non so se c'è Dino Giuliani, se è arrivato, arriverà. Per i video riprese abbiamo Giulio Bardelli e Mario Bonesi. Un applauso su a coloro che collaborano con noi sia per quanto riguarda le foto e i video. Ricordo che foto e video avrete modo di vederle nei prossimi giorni in Facebook, sulla pagina Aspiranti Fotomodella Italia o sulla pagina Fashion Lady, che è l'agenzia che organizza appunto le tappe in Veneto per i concorsi di Miss Reginetta d'Italia. Mi sono dimenticato una giurata, perché è arrivata all'ultimo momento. Alina, dove sei Alina? Sei lì seduta, scusami. Facciamo un applauso ad Alina, che all'ultimo momento è entrata a far parte
è stata Miss nel 2012 Miss Monella, Alina, dopo ti intervisto però, dopo me lo dici tu, ok? D'accordo, allora credo che siamo pronti, possiamo partire con la base per fare questa prima uscita in gioielli, non da votazione. Accogliamo con un applauso queste 15 ragazze, allora Miss Reginetta d'Italia.
Uscita fuori concorso Ilmas Mariuk di Rovigo, avremo modo di parlarne anche in Chizio. Non si sta mai fermi, quindi è una garanzia molto meglio della palestra. Chi ha bimbi ha detto, per chi non l'avesse capito, è un po' come, anzi è meglio della palestra perché non si sta mai fermi. Quanti anni hanno i tuoi figli? 10, 7 e 2 anni. 10, 7 e 2. Bene, allora dopo avremo una sorpresa per quanto riguarda Silvia. Ma intanto volevo, se cogliere l'occasione, che tu spiegassi magari in 2 parole velocemente il corso di portamento che inizierà a gennaio. Benissimo, allora a partire da gennaio io comincerò questi corsi. In questi corsi io insegnerò, in collaborazione anche con un'altra ragazza, anche lei finalista di Miss Italia, faremo appunto questo corso in cui insegneremo alle ragazze a sfilare, a posare davanti alla macchina fotografica, faremo dei corsi di total look e tutto questo perché io sono fermamente convinta che appunto la bellezza non basti, nel senso che io nel mio percorso, nella mia esperienza, vedo comunque che tante volte si vedono ragazze bellissime, veramente belle, che purtroppo magari non vengono valorizzate nella fotografia perché magari non sanno posare o che comunque appunto nella sfilata non hanno il giusto portamento, quindi questo è veramente un peccato, quindi perché non aiutarle? E niente, io ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza per aiutare queste ragazze e quindi offro questo corso, diciamo, a quella che secondo me ha le caratteristiche più adatte e per cui niente, mi auguro di poterle dare un aiuto, anche perché poi il mio obiettivo è quello di formare un team di ragazze e poi partecipare ai vari eventi di volta in volta, che possono essere i concorsi, le sfilate, queste cose. Quanti concorsi hai vinto tu? Oddio, non so. Non se lo ricordo, sono talmente tanti. Ho cominciato prestissimo e quindi ho cominciato a 16 anni. Nel 2007 appunto sono stata finalista di Miss Italia, ho vinto la fascia Miss Moda Mare per il Veneto e da lì ho cominciato a lavorare come fotomodella, come modella. Poi l'ultimo concorso l'ho vinto quest'anno, Miss Domina, in Sicilia, a Zagarella. E niente, poi ho detto basta, non ho più l'età, i miei bambini mi reclamano, quindi facciamo questi corsi. E sei diventata insegnante. Benissimo, ancora un applauso alla Presidente giuria Silvia Chizio che più tardi appunto darà un corso di portamento a una ragazza a sua scelta tra le 15 di quelle che sfileranno. Accogliamo con un applauso queste 15 ragazze. Allora, Miss Reginetta d'Italia. La numero 1 è Serena Busnardo. Numero 2, Urania Corso. Numero 3, Veronica Cueson. Davanti alla giuriera Pinton Marina. Numero 5 Naletto Sara, studentessa. Numero 6 Marzia Marchioli. Numero 7 Judith Romanello. Numero 8 Federica Driusso. Assistendo alla prima tappa Veneto di Miss Reginetta d'Italia, concorso nazionale, la numero 9 Giulia Mazzarolo.
Numero 10 è Giulia Zancato. Numero 11 Arina Passuscio. Elisa Zui. La numero 13 Veronica Gallo. Numero 14 Giada Sebastiani. La numero 15 Giorgia Piantas. Allora, stavamo dicendo con Erika Jackson, puoi continuare? Mi sono persa. Ieri che sei Miss Fashion, Miss Calispera. Vabbè, ho vinto vari concorsi anch'io, ovviamente per le over. Sei speaker radiofonica. Perché dentro ho sempre 18 anni, Però ovviamente ho passato una certa e ho cominciato dopo anni appunto di giuria. Mi sono un po' buttata su queste cose, insomma è molto divertente, mi diverto e passo delle belle serate e qualche piccola soddisfazione è arrivata, anche con Giulio ovviamente. Ho vinto 2 serate qui al Calispera. Bene, allora volevo ricordare una cosa importante, visto che Erika Jackson è qui. Erika è la copertina del calendario 2016 di Over and Fashion. Cosa vuol dire? Che c'è stampato in cartaceo un calendario 2016, la prima ragazza in copertina è Erika Jackson e poi ci sono altre 12 ragazze. Grazie per la ragazza. La ragazza, sei una ragazza, sì. Allora, sempre ricordando il riferimento alla serata mondiale, alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, intanto passerà una mia socia con la scatolina a vedere se qualcuno vuole fare una donazione libera. Sono tutti i soldi che andranno appunto a questa associazione, ma noi vogliamo fare anche noi qualcosa, vero? Okay. Allora cosa succede? Cosa vogliamo fare? Se a qualcuno interessa il calendario 2016 Over in Fashion, si presenta da Erika Jackson a fine serata, lascia l'indirizzo, c'è naturalmente un costo e gli spediamo il calendario a casa, ricordando che il 60% del ricavato va a Progetto Donna di Padova, che è questa associazione che si dà da fare per la violenza, contro la violenza sulle donne. Va bene? Lo ripeto. Qualcuno vuole il calendario Over in Fashion, che dopo darò una copia in visione a Erika in modo che possiate vederlo, lasciate l'indirizzo a Erika, io di prima persona mi occupo di fare le spedizioni, c'è un contributo da dare, dopodiché il 60% di questo contributo che darete andrà all'associazione Progetto Donna, il resto è per la stampa, le spedizioni, insomma non è che... Va bene? A fine serata, il calendario Over in Fashion. Io di vederlo perché non ho ancora visto cartaceo. Tra poco lo vedrai e te lo porto dopo. Ok, grazie Erika, grazie. Bene, allora noi dovremmo essere pronti per l'uscita, la seconda in votazione, l'uscita in costume.
tutta insieme a questa seconda uscita di votazione per l'uscita in costume. La giuria dovrebbe aver terminato di votare, adesso verranno ritirate le schede delle nostre giurate, che ribadisco sono tutte donne. Un bel applauso lo facciamo a queste 15 ragazze. Prima di andare avanti ricordo che il salone offre inoltre alcuni servizi di estetica quali trucco da giorno, da sera o da sposa e tanto altro. Entrate quindi ottimisti e uscirete soddisfatte dal nuovo vostro look. Elisa Frison, ricordo, col suo Air Fashion si trova a Campolongo Maggiore in via Piera 38. Facciamo ancora un applauso, grazie ad Elisa. E adesso, non ho sentito l'applauso, facciamo un applauso ad Elisa. Ma questo è di sciopero, sì che il locale è stracolmo. Benissimo, allora adesso io volevo ricordare che saranno ritirate appunto le schede delle nostre giurate e nel frattempo abbiamo un'altra brevissima pausa. Matteo, piace? Non piace? Nessuno si esprime. No. So che piace molto comunque. Abbiamo avuto parecchie volte anche il nostro presidente Zaia che è venuto a trovarci e poi comunque tutti i vari sindaci delle varie città. Bene, insomma, sei una make-up artist di vario livello, di alto livello, e quindi sei ricercata proprio per questo, perché sei brava dopo 26 anni. Grazie. Bene, un applauso ancora a Antonella Cozza. Volevo ringraziare gli organizzatori, te, la Carla Levi, volevo ringraziare anche il locale che ci ospita e volevo fare un complimento a tutte le miss che sono state bravissime, ok? Perché guardate che non è facile sfilare davanti a tanta gente è difficilissimo. Difficilissimo anche per molte di loro che sfilano per la prima volta. Alcuni hanno già sfilato, hanno preso fasce, ma altre sfilano per la prima volta. Io ho visto ragazze molto molto giovani. Sì, sono diverse minorenni, però accompagnate dai genitori. Bene, grazie. A voi, buona serata. Grazie. Allora, grazie ad Antonella.
fasciare. Max viene a fasciare la terza classificata. Ok, allora possiamo passare alla musica, voi mettetevi anche di schiena, non ha importanza, cominciate da qui. Dove le metto? Dove le metto? Sono in 15, ragazzi, mettetevi dall'altra parte, non ci stanno comunque tutte di là, Giulio, quindi mettetevi, ecco così. Max, sei pronto? Vai con la base per la terza classificata, vai Dennis! Un po' di suspense, terza classificata, fasciata da Max del Calispera. Chi sarà? Giada Sebastiani, vieni Giada, per l'applauso. Vice Reginetta d'Italia Calispera, questa prima tappa che vince appunto, ha diritto alla finale regionale insieme a Max con le foto di Rico e al viaggio di una settimana per 4 persone a Scelta, terza classificata, mentre dopo le foto basta. Andiamo alla seconda classificata. I gioielli dell'Acquario. Inna, vieni qui che devi fasciare, vieni. Giulia Zancato, bel applauso, seconda classificata questa sera, a fasciare Inna Sumariuk dei gioielli dell'Acquario. Sì, vieni qua Silvia. Un applauso alla nostra presidentessa giuria che ha anche sfilato in abiti da sposa. Vieni. Per diritto tu avevi appunto come del regolamento, potevi scegliere una ragazza che premi con un corso di portamento gratuito a partire da gennaio. Vuoi dire ancora qualcosa del corso, visto e considerato che hai parlato solo all'inizio? Ma allora posso dire che tutte queste ragazze sono veramente bellissime e ho visto anche che comunque la maggior parte hanno un buon portamento, nel senso che sapevano sfilare abbastanza bene. C'è da migliorare e c'è sempre da migliorare, quindi per questo insomma vi invito al mio corso comunque. La ragazza che ho premiato è una ragazza che secondo me ha grandi potenzialità, insomma voglio investire su questa ragazza regalandogli il mio corso. Il nome è Giada. Giada Sebastiani, oltre ad aver preso la terza posizione, dice anche il corso di portamento. Eccola qui. Abbiamo la seconda Gioielli dell'Acquario, abbiamo dato il corso di portamento come premio speciale, abbiamo un altro premio speciale offerto appunto dalla Fashion Lady, da Miss Reginetta d'Italia, una quarta ragazza prima di arrivare alla primissima classificata. A questa quarta ragazza, che non ha la fascia adesso, però avrà diritto a partecipare alla finale regionale e avrà un coupon soggiorno valido per una settimana, quindi la fascia poi gli arriverà naturalmente in modo che potrà partecipare a fine agosto alla finale regionale, ma per il momento non ha ancora la fascia. E poi diremo anche il nome della prima classificata. Vediamo chi è questo premio speciale che farà questa sera comunque le foto insieme alle fasciate. Ho la tachicardia.
Arina Pastusiak. Per cortesia state vicine per i fotografi e le video riprese. E adesso allora ne abbiamo 3 finaliste regionali Veneto per fine agosto, che sono Giada Sebastiani, sono Arina Pastusiak e Giulia Zancato. Mentre vai per la prima classificata. Chi è che premia? È già qui, no, presidente giuria. Il premio Eleganza, perché questo è il titolo di questa tappa. Per la prima classificata questa sera, finalista regionale è ragazzi, voi in sala, secondo voi? Come? Chi è la 15? La pianta? Quale pianta? Questa? Giorgia Pianta! Abbiamo già detto anche in un breve intervento iniziale nel backstage che i finalisti questa sera potranno partecipare anche loro alle prossime tappe e naturalmente anche tutte le altre che questa sera purtroppo non ci sono riuscite. Ribadisco, perché non voglio problemi di nessun genere, con la Fashion Lady di Carla Levi e Giulio Rommi non devono esserci problemi in Veneto. Se qualcuno vuole vedere i voti, qualcuno inteso come partecipante, può vedere i voti, le votazioni delle nostre 8 giurate questa sera. Una ragazza che non è arrivata tra queste prime 4, vuole sapere se è arrivata quinta o vuole sapere me lo dice e io le faccio vedere tutto. Va bene? Tutto regolare e i voti andranno spediti in sede all'Istituto Regionista d'Italia.